curiosità immediata, subitanea. Allora, ciao Sabrina. Più bella che mai Laura, una signora bellissima. in rosso, splendida ragazzi, devo dire, mi sento male. Laura, cominciamo dalle caratteristiche fisiche. Quanto sei alta e quanto pesi innanzitutto? Sono alta 1,70 m e peso 52 kg. Ma che cosa mangi a colazione tu la mattina? Per esempio? Per esempio, la crostata. Ah, la crostata? Sì, con la mia marmellata? madre mi piace tantissimo, è buonissima. Ah, quindi mangi anche dolci, non sì, è che tanti rinunci. dolci, Ah, gelati, sei golosa? panini, sì. Beata te, però Sono golosa permettertelo. soprattutto di pasta asciutta, mi piace particolarmente. Sì. Senti, ma parlaci un po' di te. Se ti dovessi descrivere usando 3 aggettivi, quali utilizzeresti? 3 aggettivi, non lo so, sensibile, Sì. un po' pazza. Pazza? Sì, In che senso pazza? Pazza perché mi piacciono tutte le cose fantasiose, Strane, creative. strane, imprevedibili. Sì. E poi il terzo... È bella, dicono le ragazze. No, direi bella, proprio no. di sì. E credo che in questo momento inquadrato sia assolutamente Tu non fare d'accordo. l'indifferente, eh? Oh, Ti ho visto. Giusto appunto, parliamo di una persona a caso che fa parte della tua vita. No. Svelaci questo segreto. Sei stata tu a sedurre Paolo o è stato lui a conquistarti? Scopriamo questo. No, questo non posso dirlo. Come non puoi dirlo? No. E dai, no, dici, come è riuscito a conquistarti? Ma perché ragazza l'ho scambiato per un marinaio, Bulli e Pupe. Ah, a te piace Sì, nel programma di Bulli e Pupe io l'ho scambiato per un marinaio. Allora... Ma questo è un abile scamotaggio non sapevo per fosse non Paolo. raccontarci la verità. Non sapevo Ma noi fosse vogliamo Paolo sapere Bonoli. la verità. Non sapevo fosse Paolo Bonoli. Senti, L'ho no, confuso. dici la verità, la prima volta che vi siete visti al di fuori di qui, che è successo? Che... Questo è... Nel senso, è stato un incontro romantico, ti ha portato a cena fuori. Quali sono le parole che ha usato per aprirti il suo cuore? Ragazze, cosa dite? No, sei tu che ci devi rispondere. Ma non cercare... Cosa? Non si sente quello che Sì, dice, mi ha ragazzi. aiutato Laura Colucci. Laura Colucci è stata la ruffiana, la nota Flavi della situazione. È vero, Laura, sì. Che cosa, perché come ha fatto Laura Colucci? Ha organizzato No. un appuntamento? No, abbiamo organizzato delle serate divertenti. Ah, delle serate, prima uscivate in gruppo, una decina di persone, alla fine questo gruppo si sfoltiva. Sì, e piano siete piano siamo rimasta in in due. Io e Senti, Paolo. ma dici un po', la cosa che più ti piace di Paolo? Vogliamo tutti saperlo, qual è? Dai, Perché mi dite il naso, scusate? perché ha un bel naso. No, mi piace tutto di lui, soprattutto il suo carattere. Il suo carattere. Sì, è una persona straordinaria. Che violinata! Veramente. Violinata! No, non sto scherzando, No, è difficile trovare un uomo Sì. con esempio, delle caratteristiche. Qual è l'aspetto più straordinario di Paolo? Quello che gli altri uomini non hanno. Proprio una cosa che Paolo Bonolis ha. Ma secondo me ha tutto. Ha tutto, è l'uomo perfetto! Sì. L'uomo ideale, ragazzi! Per me è perfetto, non lo so. Senti, ma dici, ma quando voi litigate, Laura, quando voi litigate? Sto baciando Paolo. Ah, stai baciando Paolo, che scena romantica! Oh. Basta. Non andiamo oltre. Senti, ma tu sei gelosa di Paolo? Poi, Sì. voglio dire, qui ci sono tantissime Sì. belle ragazze, per carità. Sì, però No. mi fido. Ti fidi Sì, ciecamente? perché mi dà la... Sì, ti dà sicurezza, Mi dà lui è un uomo che ti sicurezza. dà sicurezza. Sì, molto. Ma senti, quando litigate come fate a fare pace? Chi è che fa il primo passo per fare la pace? Io sono molto testarda. Ah, sì? Sì. Sei anche orgogliosa? Sì, sono molto orgogliosa e silenziosa, soprattutto quando si litiga. Mi richiudo nei miei pensieri, in quello che... Sì. Mentre Però Paolo riesce... Lui riesce subito, viene da me, mi dice cosa è successo. Sì, è lui che fa il primo passo. Perfetto. Ma questa è un'intervista particolare proprio sul nostro... No, questa è una curiosità, io credo di aver soddisfatto migliaia, ma che dico migliaia, milioni. Credo addirittura... Ma adesso loro non mi scriveranno più. No, non è vero, perché comunque tu rimani un sogno per tutti, no? In fondo i sogni sono cose irrealizzabili, quindi anche se tu sei già occupata,
non credo che questo possa comunque... Davvero, tu sei troppo gentile. No, no, figurati, io sono semplicemente... Io mi sto emozionando. Ok, va bene Laura, ti ringraziamo Grazie a tantissimo, te. sei stata molto disponibile, Grazie grazie anche mille. alle ragazze. Ringraziamo anche